Va ora in onda Friuli in Gol. Tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia. Friuli in Gol, la regione dal ballone. In collaborazione con Zanutta. 30 punti vendita in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte. Zanutta, una casa da vivere sempre di più. Ben ritrovati, eccoci con il calcio regionale. Franco Poiana al microfono, Denitore in regia e Roberto Zanetti per parlarci di questa nuova avventura dell'Udinese in questo 2023. Apre i battenti con un pareggio. Roberto, a te, buondì. Buongiorno Franco, a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Sì, è terminato 1-1 la partita con l'Empoli del nostro amico e concittadino Vicario, del portiere, che si è ben disimpegnato, ha subito un gol imparabile, ma insomma quello che ci interessa è anche un po' commentare appunto la prestazione della squadra di Sottil, che è parsa ancora lontana parente di quella che ci aveva favorevolmente impressionato nella prima fetta di stagione. È chiaro che il ritmo non avrebbe potuto sempre essere quello, se no l'Udinese sarebbe candidato allo scudetto, però ci si aspettava magari che a livello di smalto i giocatori avessero ritrovato ancora un pochino più di condizione, di brillantezza, che ci fosse proprio. È mancato infatti, secondo me, nonostante l'Udinese abbia fatto la partita a lungo, lo dimostra il possesso palla 60-40, i calci d'angolo 8-1, è mancata la stoccata, un qualcosa di più a livello realizzativo. Diciamo che sono mancati completamente gli attaccanti. Beto si è mangiato un paio di occasioni abbastanza importanti, su Success non ha mai inquadrato la porta, ed è mancato comunque questo smalto, questa brillantezza che ci aveva incantato nella prima fase. Molto bene direi invece Udoge, che si è rivisto dopo l'infortunio a frequenze altissime, e per il resto direi che l'Empoli ha fatto la sua gara che ci si aspettava, insomma una squadra che ha fatto densità, che si è difesa bene, che è rimasta molto molto corta, ha cercato di ripartire in contropiede. Sicuramente non ha agevolato l'Udinese chiaramente il gol subito dopo 3 minuti. I bianconeri sono riusciti, nonostante le migliori occasioni siano state nel primo tempo, l'hanno rimediata nella ripresa, dove il gol di Pereira l'occasione di Pereira è stata praticamente l'unica importante, diciamo, del secondo tempo, perché ripeto l'Udinese ha premuto, ma senza cavare il classico ragno dal buco. Quindi la vittoria continua a mancare dal 3 ottobre ormai, dal Blitz di Verona. Diciamo che un punto è sempre meglio di niente, perché alla fine l'Udinese ha perso solamente 3 volte, quindi adesso non è che stiamo a fare nessun processo, però appunto questo inizio di stagione ci aveva forse un po' illuso. Sabato avremo la trasferta in casa della Juve, che nonostante stia continuando a giocare male riesce comunque a vincere le partite. Anche ieri a Cremona l'ha portata a casa al 91esimo, 92esimo su calcio di punizione, quindi molti dicono che l'Udinese andrà a fare la vittima sacrificale. Vediamo se sarà veramente così. Piccola pausa con Roberto Zanetti, torniamo tra poco. Friuli in Gol. Scopri gli straordinari vantaggi d'autunno Zanutta. Sconti fino al 60% su elettroutensili, ferramenta, cura del giardino, vernici, edilizia, termoidraulica e arredo bagno. Riscaldati con le stufe a pellet in pronta consegna con il 50% di sconto in fattura e caminetti a legna a prezzi imbattibili. Acquista negli oltre 30 punti vendita Zanutta oppure online su shop.zanuttaspa.it. Friuli in Gol. Riprendiamo Friuli in Gol e riprendiamo Roberto Zanetti per chiudere questa puntata dedicata alla ripresa del campionato di Serie A con l'Udinese, che ha pareggiato ieri sera con l'Empoli in casa 1-1. Io ho visto poco la partita, devo essere onesto, però quel gol mancato, posso dirlo, di Arslan grida ancora vendetta. Cosa puoi dire, Roberto? Sì, diciamo che Arslan è un centrocampista che, nonostante abbia comunque un pochino di qualità, è un giocatore di quantità soprattutto, no? Anche se ha messo un bellissimo pallone per Beto nel primo tempo e si è trovato. Arslan è uno che solitamente conclude da fuori. Penso che probabilmente, essendosi trovato in una posizione per lui abbastanza inusuale, cioè al centro dell'area, probabilmente si è trovato un po' così a malpartito in una situazione particolare, quindi pur avendo messo bene il piede probabilmente è rimasto un po' indietro con il corpo e ha concluso alto. Però io direi che la prestazione di Arslan, anche se è stato sostituito nel secondo tempo, è da considerarsi positiva. Credo che i due migliori dell'Udinese siano stati Udoge e Pereira,
Udogie soprattutto nella ripresa è l'unico che ha portato scompiglio nella difesa dell'Empoli, mentre ribadisco che insomma i due attaccanti Beto e Xaxes, soprattutto tenendo presente in considerazione l'assenza importantissima pesante di Deulofeu, non hanno ciccato la serata, anche se bisogna ricordare che comunque Beto ha al suo attivo 7 gol, che comunque al girone di andata non ancora concluso non sono sicuramente pochi. L'Udinese, Roberto, poteva fare di più visto che ha giocato gli ultimi 15 minuti in superiorità numerica? Ma sai, è anche difficile, cioè sono situazioni, uno pensa che giocando in 11 contro 10 ci sia il vantaggio immediato, però ti trovi in una situazione ormai particolare, anche con diversi cambi effettuati in quel momento, anche se poi rovistando in panchina Sottil ne ha inseriti altri 2 o 3, quindi non è semplice trovare le coordinate dopo che poi attacchi tutta la partita, comunque imposti azioni, sei sempre nella metà campo avversaria o spesso e volentieri nella metà campo avversaria, quindi non è facile dire. Sembra che uno dice gioco 10 minuti in superiorità numerica, sicuramente arriva a fare 3-4 tiri in porta, ma non è vero, perché poi cominciano anche la squadra avversaria si chiude ulteriormente, perde un po' di tempo, ti spezza il ritmo e quindi alla fine insomma io credo che non si potesse sicuramente fare altro. È stato inserito anche Nestorowski, che è un po' un giocatore delle palle sporche in area, però anche lui sinceramente, a parte una munizione, qualche piccola storia tesa, non ha avuto molte occasioni per mettersi in luce. Sì, possesso palla, l'Udinese ha fatto la partita, ma è mancato in fondo l'acuto, il gol, quello che conta. Sì, esatto, è mancato quello e non è poco. Ripeto, poi è abbastanza particolare che l'Udinese abbia segnato nella ripresa quando ha avuto meno opportunità e appunto anche la possibilità di giocare in superiorità numerica. Primo tempo, quando ha avuto le occasioni più importanti, tra cui anche ricordiamo un palo su tiro di Pereira deviato da Vicario, non è riuscita a rompere il ghiaccio, e poi chiaramente iniziare la partita sotto di un gol dopo 3 minuti non è sicuramente il miglior viatico per riprendere il filo con il campionato. Ringraziamo Roberto Zanetti per questo intervento dedicato all'Udinese, alla ripresa del campionato di Serie A. Ti ringrazio, ti auguro buona giornata. Friuli in Gol torna più tardi. A risentirci, grazie Roberto. Grazie Franco, a tutti gli ascoltatori. Hai ascoltato Friuli in Gol, tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia. Friuli in Gol, la regione dal ballone. In collaborazione con Zanutta, 30 punti vendita in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte. Zanutta, una casa da vivere sempre di più.